Buongiorno e ben ritrovati, buon giovedì, ultimo giorno di luglio. Siamo sempre in vostra compagnia per raccontarvi i fatti principali accaduti nella nostra regione, non solo, e anche per approfondire alcune tematiche. Vi parleremo dell'ennesima aggressione al personale sanitario, è accaduto a Conegliano, vi racconteremo di quello che accadrà adesso nella nostra sanità con lo stop ai gettonisti. Stiamo parlando dei medici, e poi c'è come sempre tanta cronaca. Partiamo da qui, da un incidente che è accaduto ieri pomeriggio nel Padovano a Tre Baseleghe, uno scontro tra un'auto e una moto. Le immagini che vi mostriamo ci sono state girate da un nostro telespettatore che ringraziamo per avercele fatte avere. Nell'incidente è rimasto ferito un uomo di 34 anni finito all'interno di un fossato a bordo della sua moto dopo essersi scontrato con un SUV. Sul posto l'elicottero del SUEM che ha portato il Centauro all'ospedale di Padova. L'uomo era cosciente. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti anche questa mattina a Portoviro per un incidente frontale tra due auto lungo la provinciale 37 all'altezza della frazione di Cappellino. E le due vetture, lo vedete nelle immagini dei vigili del fuoco, sono finite entrambe in un fossato. Una si è anche ribaltata, eccola qui, su un fianco. Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per estrarre i due automobilisti rimasti bloccati tra le lamiere dei mezzi. Si tratta di una 48enne e di un 63enne. Entrambi sono stati stabilizzati dal personale sanitario del SUEM. La donna è stata elitrasportata d'urgenza in ospedale a Rovigo. L'uomo a bordo di un'ambulanza. Come detto, i carabinieri sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E si è temuto il peggio ieri sera a Santa Giustina, in provincia di Belluno, dove poco dopo le 18:30 un ultraleggero è precipitato poco dopo il decollo dal campo di volo della frazione di Fant. A bordo un 85enne del posto che fortunatamente è rimasto lievemente ferito. L'anziano appassionato di volo è stato soccorso dai sanitari e trasportato al San Martino di Belluno con un codice di ingresso di media gravità. Secondo le prime testimonianze il velivolo avrebbe perso quota finendo sulla strada sottostante sotto gli sguardi increduli e impotenti dei passanti. L'allarme ha fatto arrivare in zona i vigili del fuoco di Belluno che hanno estratto l'85enne dall'abitacolo dell'ultraleggero e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Truffa sui fondi PNRR che ha visto nei giorni scorsi l'arresto ai domiciliari del noto imprenditore padovano Flavio Zanarella. Su disposizione della Procura europea, la Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato 486.000 euro, coinvolte nell'inchiesta anche due società trevigiane. Truffe sui finanziamenti pubblici. Proseguono le indagini della Guardia di Finanza che hanno coinvolto 11 uomini d'affari, tra i quali un noto imprenditore padovano che si autodefiniva business angel, finito ai domiciliari nei giorni scorsi. Con una serie di operazioni tra Treviso, Venezia, Padova, Brescia e la Puglia, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo della Procura europea. 486.000 euro, i fondi PNRR ottenuti in maniera fraudolenta dal principale indagato ed altre 5 persone. I finanziamenti percepiti illecitamente erano destinati a piccole e medie imprese o società a media capitalizzazione finalizzati ad agevolare la transizione digitale. In questo caso, per ottenere i finanziamenti, gli indagati avevano presentato elementi non rispondenti al vero. In particolare la presenza di una sede operativa delle società nel sud Italia, una patrimonializzazione adeguata delle società percettrici dei contributi pubblici in realtà inesistente, tanto è vero che le società sono state poi immediatamente poste in liquidazione giudiziaria, nonché la realizzazione di un software che avrebbe permesso di ottimizzare i processi di lavoro e la gestione delle commesse, che non è stato mai realizzato. Tutti i finanziamenti sono stati malversati, cioè utilizzati per altri scopi rispetto a quelli per i quali erano stati erogati. Parte di questi finanziamenti sono stati utilizzati per illecito arricchimento degli indagati, nonché per far fronte ai debiti precedentemente contratti con delle altre società appartenenti al gruppo di fatto.
Anche un friulano presente alla sparatoria di lunedì scorso nel centro di Manhattan, il suo racconto al nostro gruppo Media Nord-Est. Sì, ero in zona, ero giusto uscito dalla metropolitana, in quell'isolato, mi trovavo sulla 51esima in direzione Park Avenue, dove appunto è accaduto il fatto. È il drammatico racconto di Marco Bertoli, ingegnere gestionale di Cividale del Friuli, che da tempo vive per lavoro a New York, quasi testimone oculare di quanto stava accadendo a pochi passi lunedì scorso. Ancora una volta la Grande Mela, teatro di un fatto di sangue, con la sparatoria al palazzo 345 di Park Avenue tra la 51esima e la 52esima strada di Manhattan, nella zona di Midtown, nel grattacielo sede della Blackstone. Il bilancio: 5 morti, tra cui l'attentatore. Ogni volta che nella capitale economica statunitense accade qualcosa, la mente torna all'11 settembre 2001 e le proporzioni della tragedia si moltiplicano appena la scena del crimine appare ai nostri occhi. Più come mi avvicinavo, appunto ho capito la gravità dei fatti, in quanto alla fine dell'isolato, alla fine della vietta, proprio incrociandosi con Park Avenue, mi sono visto l'edificio, diciamo, tutto circondato da agenti della polizia. È stato un quarto d'ora, un 20 minuti ad assistere, diciamo, nelle zone un po' più periferiche. Comunque il perimetro veniva sempre più, perimetro di sicurezza sempre più ampliato. In quel momento c'era ancora diciamo, il killer all'interno del palazzo. Era tutto, diciamo, tenuto sotto controllo, no? Sì, sappiamo tutti quello che è successo l'11 settembre. Ero passato a visitare quella zona, il memoriale, e quindi subito in quella circostanza mi sono trovato a pensare al peggio, no? Ve l'avevo anticipato in apertura, l'ennesima aggressione in ospedale. È accaduto all'ospedale di Conegliano. Un tossicodipendente ben noto in città è entrato chiedendo droga e soldi, ha iniziato ad aggredire, a minacciare il personale sanitario, che ha dovuto barricarsi all'interno in attesa dell'arrivo della polizia, ma questo chiaramente aumenta quel senso di insicurezza tra medici e infermieri. Ci colleghiamo subito in diretta con Daniela Sizzia insieme al sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Buongiorno Daniela, insieme a lei Nicoletta Rizzetto, e buongiorno naturalmente anche al sindaco. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori, da me da Nicoletta Rizzetto. Siamo con il sindaco, come hai detto tu, di Conegliano. Alle mie spalle l'ospedale dei Gironcoli, dove ieri, come hai spiegato, si sono vissuti davvero momenti di terrore, l'ennesima aggressione ai danni di medici e di infermieri, tanto che si sono dovuti asserragliare negli ambulatori fino all'arrivo della polizia, insomma minacciati, insultati, e gridavano, ovviamente terrorizzati anche i pazienti che arrivavano. Una situazione purtroppo che continua, le aggressioni insomma purtroppo negli ospedali, sindaco, sono, non diciamo all'ordine del giorno, ma quasi. Ma dispiace tra l'altro perché la persona è una persona conosciuta ai nostri servizi sociali. Purtroppo le dipendenze sono così, quando vanno in astinenza, vanno in escandescenza, dobbiamo fare in modo che i medici siano però più tutelati. Qui abbiamo vicino anche la stazione dei carabinieri, questa è una fortuna perché insomma si possono collegare velocemente, però parlerò anche con Benazzi, troveremo il modo per rendere più efficace questo servizio, perché ripeto, queste persone con dipendenze e problemi anche psichici purtroppo sono persone che vivono sul nostro territorio, che però vanno tenute sotto controllo. Ecco, fra l'altro il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, insomma, ha detto: noi abbiamo le mani legate, ovvio non si può fare un TSO, non ha problemi psichiatrici, però è un soggetto, un elemento pericoloso. Quando va in astinenza accade quello che purtroppo si è verificato ieri. Oggi situazione che è tornata alla calma, però immagino insomma infermieri e medici che sono insomma rimasti
ovviamente sono ancora con la paura. Assolutamente sì, la nostra solidarietà va a loro, sono in prima linea in queste cose. Tra l'altro una persona che ho ricevuto anch'io più volte quando ricevo liberamente durante la settimana, sono persone difficili, persone problematiche, persone con dipendenze. Le famiglie fanno quello che possono, ma tante volte anche le famiglie sono in grossa difficoltà con queste persone che non possono essere controllate. Ecco, parliamo anche di sicurezza anche in città. Qui c'era un'area di cui abbiamo parlato spesso, che è l'ex Safari Club. Oggi c'è la novità su questa zona. Ma guardi, noi ho fatto un'ordinanza io la settimana scorsa per murare l'edificio, hanno sgomberato tutto e hanno portato via tutto ciò che avevano all'interno, perché in settimana provvederemo a sigillarlo. Abbiamo risolto questo problema, era un problema annoso, ma devo dire che queste persone indesiderate sul territorio non potranno più utilizzare quella struttura e questo per noi è un grande successo. Era diventato un dormitorio e non solo. Ma sì, soprattutto era diventato un ricettacolo di persone che si trovavano lì durante il giorno a bighellonare, e quando troviamo situazioni di questo tipo sappiamo che poi non possono che peggiorare, per cui poi ci sarà e avverrà spaccio di droga e queste cose qui, per cui è meglio intervenire il prima possibile. Con le proprietà avevamo alcuni problemi, per cui abbiamo deciso con l'ordinanza del sindaco di murare definitivamente l'edificio. Insomma, problema questo risolto, e fra l'altro sono circa 2 mesi che la polizia locale è stata dotata del taser. Un bilancio, come sta andando? Sì, un po' meno di 2 mesi, però devo dire che il bilancio è buono, nel senso che non abbiamo dovuto utilizzare il taser e, come abbiamo detto, è un deterrente che funziona. Le nostre forze di polizia locali si sentono più tutelate anche loro dall'avere questo dispositivo, e anche le persone che vengono incrociate nei controlli, sapendo che la polizia locale è dotata di taser, mi hanno detto che reagisce in maniera molto più serena, nel senso che funziona davvero come deterrente più che come arma da usare. Grazie davvero, grazie Sindaco. Francesca, da Conegliano è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie a Nicoletta Rizzetto, grazie naturalmente al Sindaco Chies. Torneremo a parlare di questo episodio accaduto all'ospedale di Conegliano tra poco con il direttore generale dell'USL 2, Francesco Benazzi, che avremo in collegamento per parlare di questo e di altri temi. Restiamo in tema di sanità, perché da oggi scatta lo stop all'utilizzo dei medici gettonisti nella sanità pubblica. La decisione del governo sta creando allarme. Chiara Gaiani e Cristiano Caiende hanno sentito Aldo Mariotto, direttore sanitario dell'ULSS 6 di Padova, l'azienda sanitaria più estesa del Veneto. Preoccupa anche il Veneto lo stop alla presenza di contratti d'appalto all'interno della sanità pubblica voluta dal governo, uno stop, lo ricordiamo, che scatta proprio da oggi. Che cosa significa? In Veneto sono impiegati 380 medici, 180 infermieri, 200 OS. Se non ci sono problemi per l'ospedale che vedete alle mie spalle, parliamo dell'azienda ospedaliera che non ha problemi né qui al vecchio Giustinianeo e nemmeno all'ospedale Sant'Antonio, questo anche grazie alla presenza di medici in formazione e di specializzandi che coprono soprattutto, diciamo, il reparto dove questa carenza è maggiore, ovvero i turni nel pronto soccorso. Non si può dire altrettanto dell'altra grande realtà della provincia di Padova, ovvero dell'ULSS 6, pensate, segue quasi 1 milione di cittadini utenti. Questo stop a tutti i contratti, non ovviamente scatta da oggi, ma tutti i contratti in essere andranno a scadenza, riguarderà soprattutto, lo dicevamo, il pronto soccorso, tutti i pronto soccorsi, per esempio il punto sanitario di Montagnana, che in questo momento è gestito interamente da una cooperativa. Davvero quindi grandi preoccupazioni per i vertici della sanità veneta. Noi abbiamo raggiunto il direttore sanitario dell'ULSS 6 Euganea, Aldo Mariotto, di cui vi proponiamo le parole. La gara è stata espletata soltanto a seguito di una rigorosa ricerca di tutte le possibilità esistenti che riguardano il reclutamento di personale attraverso concorsi, attraverso avvisi di mobilità interni ed esterni, e diciamo che non hanno dato luogo all'acquisizione di personale. Pertanto questa era l'unica possibilità esistente. A durata di 1 anno, a decorso da ottobre-novembre
del 2025 fino quindi ottobre-novembre dell'anno 2026. E naturalmente, se nel frattempo verrà acquisito del personale dipendente, si avrà una cessazione di questa contrattualità. Nel frattempo noi continueremo a ricercare il personale attraverso i sistemi tradizionali di acquisizione. Tragedia ieri sera a Thiene, dopo aver tagliato il traguardo della gara podistica a Corrinconca, uno dei partecipanti, Mattia Sella, 35 anni, si è accasciato a terra e ha perso la vita. Per noi sul posto Luisa Bertini, Andrea Benetti con il sindaco Gian Antonio Michelusi. Dramma ieri sera a Thiene a seguito di una gara podistica in cui un 35enne del posto, dopo aver appunto corso la gara, ha perso la vita. Siamo in compagnia con il sindaco Gian Antonio Michelusi che ci spiega cosa è successo. Sì, è un ragazzo fra l'altro straordinario. Mattia è un ragazzo che conoscevo perché abitava proprio nel quartiere della Conca, che è fra l'altro il quartiere più popoloso di Thiene con 5.700 abitanti, un ragazzo educato, rispettoso, di grandi qualità. A fine corsa, a fine gara si è appoggiato a una transenna ed è caduto a terra. Subito si è capito che la cosa era alquanto grave, ma sono intervenuti immediatamente i soccorsi, fra l'altro presenti in loco con la Croce Rossa, con medici anche, quindi si sono attivati immediatamente per la rianimazione che è durata circa 40 minuti. Nel frattempo è arrivato anche il 118 con mi pare 2 ambulanze, ma non si è riusciti a salvare il ragazzo. Lei mi diceva è una delle gare podistiche che si svolgono un po' in tutti i quartieri, quindi voi siete abituati, diciamo, a questo sistema e a questo tipo di organizzazione. Oggi ovviamente c'è il lutto e la città si stringe alla famiglia. Sì, noi abbiamo iniziato ancora nel 2012 con il CAT, il Corri a Thiene, quindi un po' tutti si sono adoperati, un po' tutti i quartieri si sono adoperati nell'organizzazione di una gara podistica all'interno della propria sagra. Proprio il 24 giugno, durante la sagra di San Giovanni, c'era un'altra gara podistica che ha avuto grandi risultati. Non è successo assolutamente nulla, come non è successo nulla da tanti anni sostanzialmente. Ecco, un pensiero rivolto alla famiglia. Conosco la famiglia, conosco un po' tutti, quindi difficile fare una dichiarazione in tal senso. Io sono vicinissimo alla famiglia, che spero di andare a trovare quanto prima, ed è un dramma immane perdere un ragazzo di questa età, di 35 anni, in una maniera così tragica. Esce dal carcere e torna a perseguitare la sua ex moglie, fermato a Selvazzano uno stalker di 62 anni. La prima cosa che ha fatto dopo essere uscito dal carcere, dove era finito per maltrattamenti in famiglia, è stato quello di tornare a molestare la sua ex moglie. Un 62enne di Selvazzano è stato rintracciato dai carabinieri, che hanno applicato il braccialetto elettronico e gli hanno imposto il divieto di avvicinamento e di dimora nei comuni di Selvazzano, Abano Terme, Rubano e Rovolon. L'uomo nell'ottobre del 2024 era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e per la violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento all'ex moglie. Ora dovrà rispondere anche di atti persecutori nei confronti della donna. A giugno, quando uscito di prigione, il 62enne si è recato nell'abitazione dell'ex moglie, l'ha minacciata e offesa, poi è continuato a ripresentarsi lì con atteggiamenti sempre più aggressivi, aspettandola anche all'esterno del posto di lavoro e insultando il figlio. È arrivato anche ad aggredirla fisicamente, ferendola. La donna, preoccupata per la sua incolumità e per quella del figlio, ha così deciso di denunciare l'ex marito ai carabinieri. Il video denuncia di una studentessa ripubblicato dall'Unione Universitaria di Venezia sulla loro pagina Facebook. La ragazza nelle immagini spiega di essere stata cacciata dal suo appartamento a Venezia prima della scadenza del contratto. Si sente un botta e risposta tra la ragazza e la proprietaria dell'immobile, che giustifica la sua decisione con frasi discriminatorie. Ascoltiamolo insieme. Quindi mi conferma che le ragioni per cui mi sta cacciando di casa prima del dovuto... Attenziosa, arrogante, comportati come una gran maleducata.
Terrona io. Grande. Veneziani. Questi sono i veneziani. Mi ha appena dato di quella terrona. Insomma, un video che è destinato a creare polemiche in città. Questa sera nei nostri telegiornali vi faremo ascoltare proprio gli universitari che hanno denunciato l'accaduto e vedremo insomma se ci sarà anche una replica in tal senso. Restiamo a Venezia per parlare di traffico acqueo. Da domani saranno operativi i barca Velox. Questa mattina presentati i nuovi strumenti. La presentazione è stata seguita per noi da Filippo Fois con Sandro Punchio. Dopo 2 mesi di sperimentazione, dalla mezzanotte di oggi i barca Velox entreranno ufficialmente in funzione e potranno cioè fare la multa a chi supera i limiti di velocità a Venezia. Marco Agostini è il comandante della Polizia Locale di Venezia. Come funzionano i barca Velox? Funzionano come il tutor in autostrada. Un cancello d'entrata, un cancello d'uscita, vengono scattate 2 foto per accertare che l'imbarcazione sia esattamente quella e poi spazio fratto tempo dava la velocità. Quanti barca Velox ci sono e dove sono stati posizionati? Allora, il sistema è un sistema complesso che ha 38 tratte doppie e per consentire in un senso o nell'altro. Noi utilizzeremo il senso di uno o nell'altro secondo di dove tira la corrente. Potrebbe influenzare l'effetto della corrente sulla velocità. Diciamo che non si scappa da barca Velox a Venezia, nel senso che il Canal Grande, il Rio di Cannareggio, il Rio Novo e il Rio di Noale, della Nelle Giustina. acque comunali non si sfugge di certo. Potrebbe essere nel canale Giudecca, che è molto largo, però insomma anche lì ci sono. Ci sono e ne abbiamo rilevate di sanzioni, cioè non è sanzione zero. Tra l'altro voi avete fatto 2 mesi di sperimentazione, che quadro è uscito? Il quadro è uscito che ovviamente i primi 2 giorni, quando avevamo fatto l'effetto annuncio della partenza, si era ridotto considerevolmente. Dopo 2 giorni l'effetto annuncio era finito, però abbiamo visto che ovviamente i tassisti corrono. Un po' con sorpresa abbiamo visto che anche i trasportatori merci non rispettano i limiti di velocità e poi la parte del diporto è circa il 15% delle sanzioni. Quanto si rischia adesso quando basta superare di 1 chilometro il limite con la soglia di tolleranza? Ovviamente la multa di quant'è? 150 euro più le spese. Se si paga entro 3-5 giorni? Non c'è lo sconto, in acqua non si applica lo sconto 30. In compenso se si paga in ritardo? Si raddoppia la sanzione. Senta, che risultato vi aspettate? Lei l'ha ribadito più volte, noi non vogliamo fare cassa, però effettivamente c'è una situazione da regolare. Ma certo, c'è un problema di ridurre le velocità e di aumentare la sicurezza, perché abbiamo visto troppi incidenti che coinvolgono tutte le tipologie di imbarcazioni, perché abbiamo avuto il morto sul taxi, il morto sul mezzo di trasporto merci, i morti sui barchini, e siccome le bricole stanno ferme, se vanno a sbattere contro la bricola vuol dire che stanno correndo troppo e hanno perso il controllo del mezzo. Si sa che insomma anche la barca può essere pericolosa, si è fatta molta campagna per quello che riguarda il traffico su strada, su gomma, ma gli incidenti ci sono e purtroppo sono stati a volte anche mortali, anche a Venezia. Comandante, io la ringrazio e da stanotte si parte. Si parte, certo. Non ci saranno più scuse. No. Temete ricorsi? Sicuramente gli avvocati tenteranno i ricorsi, però abbiamo preso tutte le misure e abbiamo interpretato tutte le norme sempre pro reo, proprio per evitare di avere ricorsi. Cioè l'applicazione è stata, potevamo metterci 1 mese di meno, però abbiamo fatto una prova lunga, abbiamo adeguato i regolamenti come prescritto dalla legge, abbiamo fatto
pubblicato l'informativa per la privacy, abbiamo fatto tutto quello che si deve. Tra l'altro le immagini che non sono utilizzate ai fini sanzionatori vengono immediatamente cancellate. Spostiamoci a Vicenza, un mese di zona rossa, 1941 le persone controllate, 34 gli ordini di allontanamento. A tracciare il primo bilancio il prefetto di Vicenza, Filippo Romano, che non ha escluso la possibilità dopo il 30 settembre di delineare nuove zone rosse limitrofe. Quasi 2000 persone controllate dalle forze dell'ordine, di cui poco più della metà sono stranieri, e 34 gli ordini di allontanamento dalla zona rossa, di cui 15 a carico di stranieri. È il bilancio in numeri del primo mese di zona rossa a Vicenza. Queste le fattispecie di reato precedenti, cioè delle persone controllate che hanno permesso l'allontanamento dall'area in base all'ordinanza di zona rossa. 6 gli allontanamenti per reati in materia di stupefacenti, 8 per reati contro la persona, 16 per reati contro il patrimonio e 4 per la violazione del DASP urbano. Un primo bilancio del provvedimento emanato dal prefetto dal 1 luglio con l'obiettivo di rafforzare le misure di controllo nelle aree calde in prossimità della stazione e contrastare con un'ulteriore misura a disposizione i fenomeni di degrado, di illegalità diffusa e di spaccio. Sicuramente efficace, su questo non c'è dubbio. Possiamo dire che ci dice tante cose, ci dice per esempio che il problema non sono solo gli stranieri, seppure abbiamo appunto più della metà di quelli controllati sono stranieri, però per gli ordini di allontanamento sono stati 15 su 34, quindi c'è un problema generale, non è soltanto un problema dello straniero, è un problema di disagio sociale che sfocia in comportamenti antisociali che destano giustamente la preoccupazione delle persone, della popolazione, la quale percepisce un senso di insicurezza che sta al centro delle nostre cure e delle nostre attenzioni. Dalla stazione a Campomarzo al Quadrilatero a Corso Santi Felice e Fortunato, per citare alcune zone che rientrano nella zona rossa attiva fino al 30 settembre, ma non si esclude la possibilità, una volta tracciato il bilancio definitivo sui 3 mesi di attività delle forze dell'ordine, di segnare una nuova zona rossa che incida su altri quartieri. Questi sono provvedimenti emergenziali, se non cambia la norma a livello nazionale ovviamente noi dobbiamo sempre considerarli provvedimenti emergenziali, quindi probabilmente più che di allargamento si può parlare di proroga nel tempo oppure di modifiche nello spazio. Potrebbe anche essere intelligente per esempio disegnare una zona rossa leggermente diversa ma attigua per andare pian pianino a controllare nel corso del tempo diversi quartieri. È morto all'età di 47 anni l'ex calciatore Paolo Antonioli, dal 2000 al 2005 capitano del Calcio Padova, difensore e poi allenatore. Antonioli aveva scoperto il male 1 anno e mezzo fa, lascia la moglie Elena Vezzù, conosciuta come speaker radiofonica con lo pseudonimo di Lady Helen, e i 2 figli. Antonioli era nato a Mantova nel 1977, Padova era diventata la sua seconda casa. Come calciatore ha militato con lo Spezia, Vispesaro, Padova, Frosinone, Gallipoli, Lanciano, Alma, Juventus, Fano e Abano. Poi ha intrapreso la carriera dell'allenatore guidando l'Albignasego, il Plateola e il Monselice. Dal finto tecnico del gas al falso incidente fino alle più sofisticate tecniche delle telefonate con la voce clonata di un familiare. L'odioso fenomeno delle truffe agli anziani è sempre più diffuso, specie d'estate. La Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione. Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti. Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote. In casa, al telefono, al supermercato, per la strada, le truffe ai danni dei soggetti deboli, soprattutto anziani, sono sempre più frequenti, ed estate, quando figli e parenti partono per le vacanze, gli anziani che restano soli sono molto più esposti ai tentativi di raggiro. In questi giorni la Polizia di Stato ha avviato una campagna di sensibilizzazione volta alla prevenzione di questo fenomeno tanto odioso, proprio perché prende di mira le persone più indifese, carpendone la fiducia o colpendole negli affetti.
Penso anzi che la prevenzione sia la parola chiave. Se è vero che i truffatori ricorrono a tecniche sempre più insidiose, è anche vero che sono sempre più gli anziani che capiscono di essere vittime di raggiri e chiamano immediatamente le forze di polizia. La casistica delle truffe è molto varia, si va dalle tecniche ormai collaudate a quelle più sofisticate, rese possibili dalle nuove tecnologie. La tecnica del finto incidente, cioè il parente coinvolto, il figlio e il nipote coinvolti in un incidente stradale, la tecnica del tecnico del gas che deve fare degli accertamenti urgenti e delle volte anche utilizzando abiti simili a quelli della polizia o dei carabinieri o di altre istituzioni pubbliche, e tecniche sempre più evolute come per esempio anche la clonazione della voce di parenti. Proprio per questo è importante portare avanti queste campagne di sensibilizzazione. La raccomandazione è quella di diffidare sempre e non esitare a chiamare le forze dell'ordine. Il consiglio è quello di bloccare immediatamente la comunicazione, non aprire chiaramente la porta qualora non si tratti di truffe telefoniche ma di truffe a domicilio, e contattare in caso di dubbio immediatamente le forze di polizia, che sanno sicuramente offrire una risposta sicura ai cittadini. Allerta West Nile dopo i casi in tutta Italia, il primo nel Padovano confermato a Monselice. A Monselice è confermato il primo caso di West Nile in forma grave in un 54enne ricoverato e poi dimesso per la febbre, poi nuovamente ricoverato in ospedale a Padova nel reparto di malattie infettive per l'aggravarsi del quadro clinico. I test hanno confermato che la meningoencefalite è dovuta al virus trasmesso dalla zanzara comune. Nel Padovano in totale sono 3 i casi di West Nile, 2 risolti con forme febbrili. Le infezioni da virus West Nile in circa il 90% dei casi decorrono in modo asintomatico. Intorno al 10% invece possono avere una sintomatologia di tipo flu-like, cioè influenza simile, quindi con mal di testa, dolori alle ossa, dolori muscolari, inappetenza e astenia, quindi debolezza e febbre di grado variabile. Meno dell'1% può avere invece un interessamento neurologico, con quadri che possono spaziare dalla meningoencefalite, come è capitato ieri, alla paralisi flaccida. Al momento si continua con i monitoraggi in linea con le pratiche messe in campo anche nelle scorse estati. Il numero maggiore di contagi con forme gravi nel Padovano si era registrato nel 2022. E nel 2022, pur essendo stata un'estate particolarmente secca e quindi molto calda e con poche precipitazioni, c'è stata una grande diffusione a livello umano del virus West Nile, nonostante ci fossero poche zanzare. Questo perché? Perché è successo che i pochi punti in cui si raccoglievano le acque erano spesso e volentieri raccolte idriche di origine antropica, quindi umane, per cui si trovavano sia i serbatoi naturali, quindi i volatili, che le zanzare, che sono il vettore principale naturale, che l'uomo molto ravvicinati, per cui i volatili infettavano le zanzare che infettavano l'uomo, e questo ciclo si è ripetuto tante volte. Quest'anno, in cui per fortuna abbiamo un'estate meno pesante dal punto di vista della siccità e un po' più mite, capita che l'acqua e quindi le raccolte di acqua sono più diffuse, in qualche modo anche i volatili eventualmente infetti sono più sparpagliati ed è meno facile che si accumulino in certi punti e quindi infettino un gran numero di zanzare, tanto è vero che quest'anno stiamo avendo infatti per fortuna una diffusione meno rilevante rispetto a quello che è capitato nel 2022. I consigli sono sempre i soliti: usare repellenti, abiti lunghi e chiari quando si esce di sera, proteggendo piedi e caviglie, i punti dove le zanzare pungono più facilmente, proteggere gli ambienti domestici con zanzariere. Nel frattempo, dopo il numero di casi in Lazio e Campania, il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato l'elenco con 31 province sottoposte a limitazioni delle donazioni per il contrasto del virus West Nile. In Veneto, però, i donatori di sangue e plasma che abbiano soggiornato o vivono in province in cui è presente la zanzara vettrice della West Nile virus non vengono più sospesi grazie a un particolare test, il test NAT, che viene normalmente effettuato con gli altri esami eseguiti per la validazione di ogni sacca di sangue donata. E poi a Schio, con un caso di febbre dengue, riunita l'unità di crisi municipio, scattano l'isolamento per il paziente e l'avvio della disinfestazione dell'area prevista dal protocollo sanitario regionale.
Questa mattina abbiamo avuto un incontro per l'unità di crisi che si è determinata appunto per questo caso di febbre dengue che abbiamo avuto a Schio. Ci siamo incontrati con il SISP dell'US7 Pedemontana, con la protezione civile, con i nostri uffici per ciò che riguarda l'ambiente, la comunicazione, l'anagrafe, anche con la polizia locale per coordinarci ed intervenire sulla zona. La macchina operativa dell'unità di crisi di Schio si è dunque mossa immediatamente all'annuncio del caso di febbre dengue registrato nel territorio. Cresce l'attenzione sul fenomeno con l'aumentare degli episodi a livello nazionale. Registrato il 6° caso di morte avvenuto a Latina per un uomo di 86 anni. Il paziente scledense risulterebbe invece in buone condizioni di salute, ma per lui, come previsto dal protocollo regionale per la gestione delle arbovirosi, è stato disposto l'isolamento domiciliare. Si tratta di un cittadino rientrato dall'estero. Per completare le procedure, il Comune è intervenuto in stretta collaborazione con l'US7 e la Protezione Civile e la Polizia Locale. È necessaria una disinfestazione sostanzialmente e questa andrà avanti per la giornata di oggi. E poi sarà comunque necessario un passaggio da parte della ditta che è stata incaricata dall'US7 per queste operazioni, che è la ditta Triveneta, di fare un passaggio anche alla sera, e questo per 3 giorni. Dopo si verificherà se effettivamente l'intervento fatto è stato efficace. Interessate in particolare le vie Ragabassa, Calabrine, Vaiselle e Strada Masetto. In 5 province del Veneto nel frattempo sono scattate le restrizioni sulle donazioni di sangue disposte dal Ministero della Salute. In via precauzionale verrà effettuato un test genetico che rileva la presenza di virus. Per tutti i cittadini si rinnovano le abituali raccomandazioni per evitare ristagni d'acqua. È tutto sotto controllo, chiediamo ovviamente alla popolazione, perciò di quelle aree, di essere assolutamente disponibile e collaborativa. Chiaramente preoccupa la diffusione di questi virus che vengono trasmessi dalle zanzare. Vediamo quali sono le misure messe in campo dai diversi comuni. Vediamo a Bassano del Grappa come ci si sta muovendo. West Nile virus, crescono i casi in Italia. Secondo il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, dall'inizio dell'anno al 23 luglio sono 32 i casi confermati di infezione nell'uomo. Il virus viene trasmesso dalle zanzare comuni notturne, ovvero quelle che pungono dal tramonto all'alba. Per questo è fondamentale mettere in campo azioni di contenimento della diffusione delle zanzare. A livello preventivo noi facciamo 6 trattamenti all'anno su tutte le caditoie, che sono oltre 13.000, più 2 aggiuntivi a seconda appunto di come va la stagione nel mese di settembre e ottobre, ovviamente questo in forma preventiva. Poi quello che cerchiamo di fare, anche se un po' di informazione ai cittadini, chiediamo di non tenere sottovasi pieni d'acqua oppure dei vasi con acqua all'interno, acqua stagnante, anche le caditoie cercare di tenere anche all'interno delle abitazioni pulite in maniera tale che non siano ristagni che poi formano ovviamente le uova e poi di conseguenza le zanzare. Non solo, nel caso in cui dovessero verificarsi casi di dengue o di febbre del Nilo, è pronto il piano di emergenza che segue uno specifico protocollo regionale. Il trattamento è anche l'occasione per prelevare campioni d'acqua, per capire insomma se il trattamento sta funzionando. Non ci sono in questo momento segnalazioni particolari, è tutto sotto controllo, però anche è vero che insomma veniamo da un caso abbastanza recente nella primavera scorsa e un altro caso 3 anni fa, quindi insomma quello che possiamo fare, che è il monitoraggio, lo facciamo costantemente. Anche i cittadini devono fare la loro parte con azioni di prevenzione. In comune è possibile ritirare il kit anti-zanzare. Allora qui siamo all'ufficio ambiente, questo è il kit che viene dato, ovviamente qui ci sono le pastiglie, sono 10, vengono usate ogni 3 settimane diciamo all'interno delle caditoie dove non è possibile rimuovere l'acqua stagnante, e qui ovviamente ci sono le istruzioni operative per procedere. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta. Le polemiche su Gaza fanno alzare il livello di attenzione anche attorno al ghetto di Venezia. Per il presidente della comunità ebraica, Dario Calimani, si respira un clima da Berlino anni 30. Nell'ultimo anno gli episodi di antisemitismo in Italia sono raddoppiati. La situazione sta peggiorando in ghetto. È da un pezzo con piccoli episodi
ma sta chiaramente peggiorando, ma sta peggiorando in tutta Italia. Lo sentono di più a Milano e a Roma ovviamente, Venezia è una città di solito tranquilla, ma anche qui qualcosa si sta muovendo da un pezzo. Dalla scolaresca che si fa fotografare facendo il saluto romano davanti al monumento agli assassinati nei campi di sterminio, all'uomo di mezza età che insulta per strada il rabbino o a quello che porta il cane a fare i bisogni sui gradini d'ingresso della sinagoga, anche la quotidianità del ghetto di Venezia è sempre più caratterizzata da episodi di antisemitismo che hanno fatto alzare alla Digos il livello di attenzione. Come nell'ultimo anno è accaduto anche nel resto della città, dall'aggressione verbale a un giovane ebreo in campo San Geremia a quel vi cercheremo casa per casa scritto con la vernice sul muro del galoppatoio del Lido. Io sento il clima di una Berlino anni 30. Perché? Perché mancano le scritte sulle vetrine dei negozi con qui non entra l'ebreo, ma lo abbiamo vissuto negli alberghi, nei ristoranti, a Napoli, dove israeliani che sono cittadini normali, probabilmente dell'opposizione a Netanyahu, nessuno gli ha chiesto da che parte stavano, cacciati. A un campeggio in Tirolo vengono cacciati 2 che hanno passaporto israeliano. Sono ebrei semplicemente, forse non sono neanche ebrei, forse sono cristiani. Il conflitto a Gaza ha scatenato una serie di azioni razziste sulle strade e nei social, in un calderone che con la superficialità classica dei luoghi comuni non è nemmeno in grado di distinguere tra ebreo e israeliano e mette tutti sul banco degli imputati. Al ghetto non si capisce davvero che correlazione possa avere una comunità eterogenea per opinioni e storie personali come quella ebraica veneziana con il governo in carica dello Stato di Israele, e perché questa dovrebbe rispondere con una voce sola degli atti presi dal presidente di uno Stato estero in cui, tra parentesi, un residente su 4 non è neanche di religione ebraica. Noi siamo cittadini italiani e ci possiamo esprimere sulla politica italiana e ci sentiamo in dovere di farlo come tutti gli altri cittadini italiani, né più e né meno, ma non sulla politica estera. Io non ho mai chiesto ai cittadini russi in Europa di dissociarsi da Putin e da quello che sta facendo il governo russo. Io non ho mai chiesto agli arabi o ai musulmani d'Europa di dissociarsi da Hamas, ad esempio. E sulla vicenda, sulla situazione a Gaza è intervenuto anche il sindaco di Padova Giordani, che auspica che l'Italia segua l'esempio della Francia e dell'Inghilterra e riconosca lo Stato palestinese. Il primo cittadino ha poi parlato dell'accordo che sembrerebbe confermare il finanziamento di INAIL per il nuovo ospedale di Padova. L'accordo definitivo sarebbe finalmente arrivato, sarà l'INAIL con i suoi fondi a finanziare il nuovo ospedale di Padova Est, la grande opera che interessa la sanità di tutta la regione. 800 milioni di euro per coprire la quasi totalità dell'opera che costerà 870 milioni di euro. Soddisfatto il sindaco di Padova Sergio Giordani. Sono molto contento, ho sentito anche io dire questa cosa. INAIL fa l'ospedale per cui abbiamo la garanzia che venga fatto lo spazio 6-7 anni, 5 anni, già a settembre se non sbaglio c'è un'inaugurazione di pediatria, per cui l'operazione 5-6 anni sarà fatto l'ospedale. Nel frattempo si avvicina l'inaugurazione della nuova pediatria e il pensiero del sindaco va anche alla drammatica situazione della striscia di Gaza. Il Consiglio Comunale nell'ultima seduta ha approvato una mozione che impegna il Comune a far tutto ciò che è nelle sue competenze per esercitare pressione sul governo di Israele affinché cessino le inaccettabili e sistematiche violazioni dei diritti umani a danni del popolo palestinese. Per motivi sanitari avevo 40 anni in Israele, per cui li conosco molto bene. Gli israeliani sono la popolazione che ho visto più vicino agli italiani come caratteristica casinistica come noi, a me piacciono molto. Stanno facendo cose che non apprezzo, proprio sono sbalordito da certe cose, sbalordito. Affamare bambini, manca acqua, medicine, no? Io veramente faccio fatica a capire. Hamas è stata una roba delinquenziale, che sia chiaro, quello che ha fatto il 7 ottobre, ma quello che sta rispondendo, 60.000 morti, penso che sia veramente una cosa che io faccio fatica a capire. A vedere certe scene con tutti quanti là che aspettano il cioto a riso, un bicchiere d'acqua, veramente l'umanità sta degradando in maniera impossibile. Per Giordani è essenziale che l'Italia prenda posizione e riconosca lo Stato palestinese, come già fatto da Francia e Gran Bretagna. Io spero che faccia anche l'Italia. Da parte nostra stiamo già facendo la nostra parte. Intanto, con una lettera aperta pubblicata su The Lancet, l'Università di Padova lancia un appello alle istituzioni e alle associazioni professionali e accademiche nei settori dell'assistenza sanitaria, della sanità pubblica e delle scienze sociali per riconoscere pubblicamente il genocidio a Gaza e rivedere le loro posizioni ufficiali.
Più terreni, più produzione, più mercati, non conosce crisi il mondo del prosecco che non teme i dazi. A Conegliano continua il dialogo tra i consorzi con l'obiettivo di raggiungere il miliardo di bottiglie del vino più venduto al mondo. Se vogliamo avere il dato di oggi, la denominazione Conegliano Valdobbiadene sta crescendo quasi del 9%. Siamo estremamente soddisfatti per i risultati che abbiamo acquisito in questi primi 7 mesi, siamo più 5-7%. Siamo in linea con l'anno scorso, come dico sempre, vincere i campionati è già difficile, rivincerli è difficilissimo, ripetersi è difficilissimo. I dati parlano chiaro, il Prosecco continua a vincere il campionato mondiale dei vini in tutti i continenti e lo dimostrano i dati comunicati nel corso della serata organizzata al Cerletti di Conegliano dalla CEI di Treviso. È giusto anche sentire i pareri e le opinioni di diversi consorzi sulle sfide che ci sono al giorno d'oggi, ma anche sulle prospettive future. E la prima prospettiva è legata ai dazi, al momento ancora in bilico tra lo 0 e il 15%. E anche fossero, ha sottolineato il presidente della DOC Guidolin, di certo non fermeranno i consumi degli americani, che comunque sono il primo mercato, seguito da Italia e Regno Unito. La bottiglia arriva in dogana chi 4 euro, chi 5 euro, dai 50 ai 0,75, 0,50, 0,75 centesimi a bottiglia. L'aumento per i dazi. L'aumento per i dazi. E comunque non c'è solo l'America. Siamo già in Giappone, già da 2 anni, quest'anno addirittura lanceremo una ricerca anche all'interno del Messico, che sembra essere un paese dove l'asolo c'è già e vogliamo aumentare anche la nostra presenza. Ma è negli ettolitri di produzione che si è compreso come il vero obiettivo del mondo prosecco sarà superare il miliardo di bottiglie, con la DOC che a grande richiesta mondiale aumenta ulteriormente gli ettari di produzione. Abbiamo avviato alla Regione il provvedimento di 6.900 ettari di attingimento straordinario che serve per avere una produzione 2025 di 5 milioni e 30 mila ettolitri e le bottiglie potremo arrivare ai 680 milioni di bottiglie. Quanti ettolitri pensate di produrre? No, gli ettolitri che noi produrremo saranno sempre i medesimi, circa 700.000, diciamo così. 32 milioni e 450 mila bottiglie al 31 dicembre 24. Se arriviamo a ripetere i 32 milioni anche nel 25 è già un successo. Presente all'incontro anche Francesco Drusian, capofila delle 250 cantine all'interno della DOCG superiore che si stanno costituendo in comitato. E a questa fronda il presidente Adami ha voluto rispondere così. Sono a disposizione per il dialogo e le scelte che faremo saranno fatte se condivise non dalla maggioranza, da una grande maggioranza dei produttori. Adesso andiamo subito da Federico De Rossa a Gemona del Friuli, dove in un'abitazione è stato trovato il corpo senza vita di un 35enne. Si indaga per omicidio. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Una notizia di cronaca nera che ha scosso tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, in particolare la provincia di Udine. Questa mattina ci troviamo proprio in questi istanti in via dei Lotti a Gemona, dove è stato trovato privo di vita un corpo di un ragazzo di 35 anni. Dalle prime informazioni si tratterebbe di Alessandro Venier, da quanto si è appreso in un primo momento dalle forze dell'ordine coordinate inizialmente dalla Procura di Udine. Adesso le indagini sono passate ai carabinieri. Il delitto risalirebbe ai giorni scorsi. Il 35enne viveva all'interno di una villetta con la propria madre, Lorena Venier, infermiera che lavorava presso l'ospedale di Gemona, e la compagna colombiana. E aveva il cognome della mamma perché il papà del ragazzo, di nazionalità egiziana, al momento del concepimento non lo aveva riconosciuto. E il povero Alessandro, vittima di questo omicidio, era tra l'altro anche da poco diventato padre di famiglia di una bambina di soli 6 mesi. Noi questa mattina, nelle ore che siamo in questa via, abbiamo sentito anche un po' i vicini che ci hanno sempre parlato di persone per bene e gente tranquilla. E Alessandro Venier aveva dei lavori occasionali, mentre la compagna aveva fatto il corso per diventare operaio
operatrice socio-sanitaria. Fino alle 8 del mattino ci hanno raccontato che questa via era tutta tranquilla come ogni giorno in questo periodo d'estate. All'esterno dell'abitazione c'era una Panda che secondo le prime informazioni era proprio del povero Alessandro Venier, che è stato trovato poi senza vita. Il dettaglio è allarmante, ci stiamo avendo sempre di più ulteriori informazioni in questi minuti. Da una prima ricostruzione che abbiamo, il corpo del 35enne sarebbe stato trovato a pezzi nella calce all'interno di un sacchetto dell'immondizia. Al momento le principali indagate sono la madre Lorena Venier e la compagna. Pochi istanti prima di venire in diretta abbiamo visto le forze dell'ordine portare via dalla propria abitazione la madre, che dalle prime informazioni, ripetiamo, sarebbe la principale indagata, perché parlando proprio con le forze dell'ordine ci hanno riferito che c'è poco da interrogare. In questi istanti è arrivato anche il trasporto animali che è venuto a recuperare il cane della famiglia, un quadro che si sta facendo veramente sempre più complesso, perché sembra di essere effettivamente all'interno di un film thriller con il cadavere fatto a pezzi nella calce all'interno di un sacchetto dell'immondizia. Per il momento da Via dei Lotti è tutto, a te in studio. Grazie davvero Federico, una vicenda davvero orribile di cui vi daremo conto nelle edizioni serali dei nostri telegiornali. Adesso saluto il direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi. Dovremmo averlo. Buongiorno direttore, eccola, la vediamo e non la sentiamo solo, ma la vediamo anche. Grazie davvero per essere con noi. Grazie a voi. L'avevo annunciato dopo il collegamento in apertura di Daniela Sizzia di questa aggressione, purtroppo viene da dire ennesima aggressione, direttore, all'interno di un ospedale, a farne le spese come sempre gli operatori che ogni giorno si spendono per offrire il servizio migliore ai pazienti. Questo ragazzo tossicodipendente che ha inveito minacciando e aggredendo il personale, una storia forse a sé rispetto ad altre aggressioni, ma che ripropone prepotentemente questo tema nei nostri ospedali. Sì, assolutamente. In questo caso qua ci troviamo all'interno dell'area del Gironcoli, dove c'è una medicina di gruppo integrata, i colleghi di Conegliano, medici famiglia, e loro ovviamente stavano facendo il loro ambulatorio con i loro assistiti. C'è stata questa intemperanza verbale più che altro, più che una violenza fisica da parte di questo giovane che è conosciuto ai servizi sia al SERD che al DSM, quindi il Dipartimento di Salute Mentale, che ovviamente rifiuta, sostanzialmente essendo capace in tenere di volere, rifiuta i servizi, rifiuta la possibilità di entrare in comunità, di essere preso in carico, e per cui ogni tanto va ai servizi, ma più che altro gira all'interno dell'area ospedaliera, all'ospedale Conegliano come al del Gironcoli, che diciamo è una parte ambulatoriale dell'ospedale Conegliano, e dove lui ha visibilmente manifestato l'interesse ad avere da parte dei medici, immagino, o farmaci simili-oppiacei o comunque delle ricette per comprarsi dei farmaci simili-oppiacei. Questo chiaramente c'è stato il rifiuto dei medici, lui ha avuto questa aggressione verbale, poi i medici hanno chiuso la porta, giustamente hanno chiamato le forze dell'ordine, la polizia che prontamente è arrivata, e quindi poi la cosa si è detesa. Certamente questo fa parte di una delle tante situazioni che purtroppo quotidianamente, dico quasi quotidianamente, i nostri operatori devono sopportare, aggressioni particolarmente verbali, che ovviamente li pongono nella condizione di stare attenti e di chiamare anche le forze dell'ordine. Stiamo ragionando con la Regione Veneto proprio per l'adozione di bracciali che possono aiutare ovviamente a chiamare le forze dell'ordine o contemporaneamente chiamare qualche altro collaboratore, in modo tale da creare quella situazione di meno rischio. Però è chiaro che bisogna sempre di più pensare a un'educazione da parte di coloro che afferiscono i servizi, sapendo benissimo che chi cura lo fa per le persone, e se qualcuno deve aspettare o ha qualche esigenza deve capire che comunque ci sono dei tempi tecnici per visitare, per prendere in carico, per prendere in cura. Quindi quello che noi chiediamo è la massima comprensione nei confronti di operatori che decisamente stanno facendo tanto.
processo educativo ha un percorso appunto lungo. Si era parlato, direttore, di dispositivi da far adottare, insomma, quindi si era parlato di una webcam, una body cam un po' sorta poliziotto, oppure anche un braccialetto per avvertire in tempo reale una centrale di sicurezza o anche, insomma, chi presta servizio all'interno degli ospedali. A che punto siamo? Sono fattibili? Perché poi c'era una questione anche di privacy che andava presa in considerazione in tal senso. La webcam l'abbiamo scartata sostanzialmente per un problema proprio di privacy, perché se io ho la telecamera e mi confronto con la persona che ho di fronte, che magari è anche aggressiva, nella logica della privacy dovrei chiedere la sua autorizzazione a filmarlo, quindi diventa un po' complicato. Il braccialetto è molto più pratico, non ha bisogno di autorizzazione perché è un braccialetto che fa scattare un allarme alle forze dell'ordine, ma anche ai colleghi che magari sono in un altro ambulatorio, che possono arrivare a aiutare ovviamente la persona che è minacciata o verbalmente o anche addirittura fisicamente. Tenga conto che noi abbiamo tantissimi operatori oggi che sono donne e quindi molto più fragili, molto più deboli dal punto di vista anche fisico, da contenere, ecco, chiaramente una persona che vuole aggredire. Quindi il fatto del braccialetto, che arrivino le forze dell'ordine, che arrivi la nostra guardia giurata che gira negli ospedali, nelle varie sedi, oppure i volontari dei carabinieri, che ringrazio sempre, che sono là vicino, questo sicuramente aiuta ad evitare, ecco, episodi spiacevoli che sono quelli dell'aggressione fisica. Il braccialetto è già in dotazione? I braccialetti stanno arrivando, la Regione aveva fatto ovviamente una gara per tutto il Veneto e quindi poi andremo a dotare prima di tutti i pronti soccorsi, il Dipartimento di Salute Mentale e poi pian piano altre situazioni, il SERD, altre situazioni che possono essere considerate a rischio. Abbiamo fatto ovviamente una valutazione di rischi con il nostro servizio di protezione LUS, dove è andato ad analizzare tramite questionari quali erano i servizi a rischio e questi saranno i primi che adotteranno questo sistema. Per gli operatori in ambulanza sono previsti? Cosa potrebbe... Allora, gli operatori in ambulanza sono previsti, qua si sta ragionando, ecco, sulla telecamerina, ma più che altro non per un discorso di violenza, di aggressione, poi potrebbe servire anche per questo, ma quanto per valutazione della situazione del soggetto che ha avuto problemi di salute, soggetto che è in strada e che arriva all'ambulanza, c'è magari bisogno della consulenza da parte di un collega che è in sede SUEM, in sede centrale, da parte di un cardiologo, eccetera, e poter vedere ovviamente lo stato della persona che magari è a terra, una persona che comunque è in difficoltà, può aiutare a iniziare una cura all'interno dell'ambulanza in modo tale da arrivare in pronto soccorso già predisposti per poi una serie di altre indagini o cure che devono essere fatte. Cambiamo argomento, direttore. Abbiamo parlato all'interno dei nostri telegiornali di diversi casi di West Nile nella nostra regione. Per quanto riguarda l'ULSS 2, qual è la situazione attualmente? Allora, diciamo che l'arbovirosi, la West Nile è autoctona, quindi è la cosiddetta zanzara Culex pipiens, che è la zanzara comune, normale, che troviamo dappertutto, cioè quella che insiste nei nostri territori. L'anno scorso, nel 2024, abbiamo avuto 25 casi di West Nile, di virus West Nile, con 4 forme importanti neuroinvasive, cioè che vanno dalla meningite, eccetera. Tenga presente che l'80% delle persone che sono state punte dalla zanzara non hanno sintomi, quel 20% ha sintomi e l'1% ha problemi chiaramente legati ovviamente a problemi neurologici sostanzialmente. Noi oggi abbiamo 2 casi accertati, che però sono 2 casi che per nostra fortuna, il primo addirittura era un caso asintomatico, è andato a fare un prelievo del sangue e il medico molto bravo e attento nel prelievo del sangue ha visto che le IgM erano mosse, quindi ha sospettato chiaramente una puntura da zanzara che ha creato poi il West Nile. E quindi questa persona è stata vista, è stata messa in isolamento. Il nostro servizio igiene pubblica, il dottor Bonsembianti e i suoi collaboratori hanno allertato i comuni, sono state fatte disinfestazioni. Il secondo caso, anche questo autoctono, quindi chiaramente
è fatto nella nostra zona, nell'area di Casale, anche lui lieve febbricola, il medico quindi non altri sintomi, febbricola e un po' di prurito rash cutaneo nella zona di inocubazione, ha sospettato giustamente il West Nile, ha fatto fare gli esami, trovato positivo, isolato, è a casa senza nessun problema, solo un po' di febbricola. Queste sono oggi le situazioni, sempre di più i comuni in accordo con l'ULSS stanno facendo le disinfestazioni, che sono le cose più importanti per levare ovviamente le larve, levare le uova dalle acque stagnanti, sostanzialmente fossati, canarette eccetera. Però chiediamo agli abitanti di avere l'accortezza anche loro di evitare situazioni stagnanti, sottovasi, pozzetti che si creano vicino alle case, magari qualche vaso che si riempie d'acqua, cioè dobbiamo evitare di creare l'ambiente naturale per il proliferare delle uova legate appunto alla zanzara. Al di là dei sintomi che insomma sono sintomi compatibili con uno stato influenzale, diciamo, la puntura ha una manifestazione particolare che può far sorgere qualche dubbio che si tratti non di una semplice puntura di zanzara? Beh, diciamo che allora la prima cosa è, sostanzialmente non è sempre così, è la febbre improvvisa che sale, cioè così senza avere nessun tipo di sintomo, chiaramente la febbre. Quindi già questo potrebbe far pensare. Il rash cutaneo qualche volta c'è, non c'è, qualche fastidio muscolare, qualche dolore muscolare sì, e anche la stanchezza che magari non è correlabile allo stato che la persona aveva prima. Tutte queste cose messe insieme, e dopo non parliamo di nausea, vomito, che siamo già a livelli con febbre molto alta, però la febbre che arriva improvvisa potrebbe far pensare ovviamente a un inizio di West Nile. Direttore, grazie davvero per averci dato questi importanti aggiornamenti e torneremo a parlare, a raccontare insomma con lei l'evolversi della situazione. Grazie davvero al direttore generale dell'USL 2 Francesco Benazzi. Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro, grazie davvero direttore, noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta per parlare dei PFAS nell'acqua bassanese. I privati fanno fare i campionamenti, ma ETRA avverte tutto nella norma. PFAS nell'acqua potabile bassanese. Ci sono, ma i rilievi di ETRA segnalano che si tratta di 2 rilevazioni da pozzi di Santa Croce con una concentrazione di 50 nanogrammi, che è metà della soglia stabilita dalla normativa. Di altro avviso l'osservatorio PFAS Bassano, che ha effettuato una ventina di campionamenti in varie zone della città. Ecco qualche esempio. Il campionamento del 6 aprile da un rubinetto di San Lazzaro ha evidenziato una concentrazione di 191 nanogrammi. Da una fontanella pubblica di Parco Baden-Powell in via Sibelius è stato quindi prelevato in data 1 maggio un campione che è risultato essere positivo ai PFAS con una concentrazione di poco superiore ai 100 nanogrammi. Sempre il 1° giorno di maggio un altro campionamento dalla fontanella pubblica del Parco Tarcisio Frigo di via Salvo d'Acquisto evidenzia una concentrazione attorno ai 50 nanogrammi. Il 2 maggio da un rubinetto di un'abitazione di Piazzale Firenze è stato prelevato un campione che ha evidenziato la concentrazione di 211 nanogrammi. Il giorno successivo in una casa di via Galileo Galilei è stato raccolto un campione dai rubinetti con 127 nanogrammi di PFAS per litro d'acqua. Il 4 maggio in via Bach, fra Santa Croce e quartiere Firenze, un campione con 206 nanogrammi da un rubinetto. Lo stesso giorno un altro campione in via Chopin con 351 nanogrammi. Ma nella medesima tornata di campionamenti sono state raccolte evidenze da case private con concentrazioni minime in via Monsignor Negrin e in via Savio a Cassola. Va ribadito quanto già ufficializzato tanto da ETRA quanto dal sindaco Nicola Finco, che in una nota protocollata in risposta alla segnalazione del comitato hanno confermato la concentrazione di 50 nanogrammi in Santa Croce e nella fontanella di via Sibelius. ETRA e Comune affermano con fermezza che l'acqua è sicura e controllata. Paolo Galeano e Antonella Tocchetto, siamo alla politica, per la prima volta candidata in regione, guidano la corsa trevigiana del Partito Democratico nella coalizione di centro-sinistra, compatta intorno ai temi da proporre ai veneti e determinata a vincere.
Uno dei temi con cui Giovanni è partito sabato mattina al Parco degli Alberi Parlanti è quello dei giovani, dove ieri veniva sottolineato come in provincia di Treviso nel 2024 2000 giovani, mi pare fra i 18 e i 25, 18 e 35, non ricordo, laureati, studiati, tutto quanto, hanno preso e hanno deciso che per il loro futuro era meglio investire in un territorio diverso dalla provincia di Treviso e dal Veneto. E questa è una delle emergenze, delle criticità, perché noi prepariamo delle persone in maniera anche buona, a cui non riusciamo a garantire prospettive serene che loro appunto scelgono come futuro per la loro vita. Mentre il centrodestra ancora non offre l'avversario a Giovanni Manildo, né il giorno in cui si voterà, la controparte già lavora sui temi, il territorio, i diritti. Mette il dito nella piaga dei giovani che fuggono dalla regione e cita gli altri nodi. E quello dei giovani è uno dei temi, ma a cui è collegato quello dell'urbanistica, del consumo di suolo, della programmazione che noi facciamo sul territorio per gli investimenti che vogliamo attrarre. Un centrosinistra che ha già fatto i nomi di chi correrà insieme a Manildo nel PD, tra cui anche quello di Antonella Tocchetto, storica militante trevigiana alla prima chiamata importante. Sono rimasta sorpresa anch'io, nel senso che io ho sempre corso per il Consiglio Comunale, ma ho sempre corso per il partito e la mia attività è per promuovere le idee del partito. Sono contenta che mi abbiano candidato, spero che tutto il partito di Treviso mi sostenga, lavorerò molto sia a Treviso che in provincia insieme a Paolo Galeano e a tutti gli altri e speriamo veramente che sia la volta buona per il centrosinistra, che Manildo ce la possa fare e finalmente si cambia una pagina del Veneto. Una candidatura che sarà ad effetto sorpresa, consapevole delle difficoltà. Girando per Treviso qualcuno dice finalmente avvocato l'hanno candidata, per il resto in provincia di Treviso bisognerà molto lavorare perché non è che siamo tanto conosciuti, non sarà facilissimo, sarà una campagna molto dura ma è molto entusiasmante. Prima uscita per la consigliera comunale l'11 agosto prossimo con gli agricoltori dell'Opitergino Mottense. Il ministro Urso e il vice premier Salvini in prima persona per assicurare un futuro all'informazione libera di TV e radio locali italiane. Il governo ha infatti ripristinato i fondi a sostegno delle imprese che contano migliaia di dipendenti in tutto il paese. Ci siamo riusciti a recuperare in pochi giorni con nostre risorse, con risorse del Ministero, delle imprese e del Made in Italy, quanto era stato decurtato dal fondo destinato alle emittenti locali. Perché noi siamo sì, davvero consapevoli di quanto importante sia il ruolo delle emittenti locali nella informazione del territorio in questo straordinario paese fatto da migliaia di comuni. Sono state ripristinate le risorse a sostegno del settore radio-televisivo locale italiano ed è lo stesso ministro delle imprese del Made in Italy, il padovano Adolfo Urso, a commentare così. La scorsa settimana la notizia del taglio del 14% dei finanziamenti era arrivata come una doccia fredda su tutto il mondo dell'informazione televisiva e radiofonica locale. Ora l'emendamento approvato in commissione al Senato su proposta del ministro delle imprese e con il sostegno del vice premier Matteo Salvini vanno a ripristinare i fondi decurtati riportando lo stanziamento ai livelli degli anni precedenti. Le televisioni locali sono da sempre il cuore dell'informazione italiana, lo dico non solo da giornalista ma anche da ospite, da nord a sud in tante delle televisioni locali e conosco i giornalisti, conosco i direttori, le redazioni, spesso mi sono confrontato anche in diretta telefonica, libera e senza filtri con i telespettatori, quindi sono ben contento che nelle scorse ore sia stata accolta una proposta della Lega, un emendamento della Lega in commissione al Senato per ripristinare i finanziamenti che sono dovuti e sono assolutamente ben destinati alle televisioni locali non solo per rimanere ma per crescere, per sviluppare, per innovare, per coinvolgere, perché molte volte fanno più servizio pubblico le televisioni locali di altre mega televisioni nazionali. Commercianti, cittadini e comune di Bassano uniti per combattere la movida Fracassone. Il degrado serale in centro storico, firmato questa mattina il patto civico.
Buongiorno da Bassano del Grappa. Con il sindaco Nicola Finco è stato sottoscritto poco fa il patto civico Bassano 2025-26, valido fino al 31 dicembre dell'anno prossimo. Un patto che coinvolge il comune, gli esercenti del centro storico, 34 quelli aderenti, e il comitato di quartiere. Di cosa si tratta, sindaco? Era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale in modo da poter garantire un equilibrio tra la presenza delle tantissime realtà commerciali, soprattutto bar all'interno del centro storico, e la tranquillità dei residenti. Tante sono state le lamentele che sono arrivate nel corso degli ultimi mesi, e quindi abbiamo deciso di sedere attorno ad un tavolo gli esercenti assieme al quartiere, assieme all'amministrazione comunale. Abbiamo trovato questa intesa che consiste in tutta una serie di misure che gli esercenti adotteranno per garantire dopo un certo orario l'abbassamento della musica, ma anche un controllo dei plateatici e un controllo anche dei frequentatori dei locali del centro storico. Questo perché vogliamo mantenere la vitalità in centro, ma anche garantire la quiete a chi vive all'interno di questo contesto cittadino. I regolamenti, occupazione solo pubblico, polizia urbana, ci sono già, quelli ovviamente restano in vigore. Diciamo che questa è un po' una sottolineatura su alcuni aspetti dopo alcuni episodi che proprio hanno coinvolto le notti bassanesi, non solo nel fine settimana. Sì, certamente, ma in più c'è l'impegno anche da parte dei baristi di assumere della vigilanza privata, soprattutto quei locali che hanno una densità importante di frequentatori, quindi oltre a fare un servizio per i locali saranno una presenza importante anche per quel che riguarda il centro storico, in quanto in caso di situazioni particolari saranno loro a contattare in primis le forze dell'ordine. Quindi diciamo andiamo anche a rafforzare la sicurezza del centro. Ecco, da parte dei residenti è stato sottolineato il fatto che va garantita ovviamente l'attività economica, ma va garantita anche la residenzialità. È fondamentale per questa città, ma anche altre, insomma, citando Venezia come caso limite. Sì, li capisco benissimo, perché immagino abitare sopra un locale non è facile, soprattutto durante anche il periodo estivo, però siamo anche consci che la presenza di attività commerciali vuol dire mantenere vivo un centro storico, quindi tenere alla lontana le bande dei Maranza piuttosto che altre cattive frequentazioni, quindi per noi è anche fondamentale garantire un commercio di qualità e, ripeto, al tempo stesso anche garantire la tranquillità dei residenti. L'applicazione di questo patto sarà verificata ogni 3 mesi circa nel corso appunto del periodo di validità. C'è anche un incentivo economico che certo non è il primo spunto, ma c'è anche questo. No, è giusto, cioè nel senso, se gli esercenti si comportano bene noi andiamo incontro facendo una riduzione del 10% per quel che riguarda i plateatici e diamo loro anche la possibilità di ampliarli, quindi nel senso loro si sono presi un impegno veramente importante, anche oneroso perché la vigilanza privata bisogna pagarla, e noi dall'altra facciamo una scontistica per quel che riguarda l'occupazione del suolo pubblico. E dunque una Bassano sempre più a misura di residente, di esercente e di visitatore. Ringrazio il sindaco Nicola Finco, Alessandro Costacuto alla parte tecnica. Da Bassano è tutto, a voi. A Padova, ruspe al lavoro nell'area dell'ex caserma Prandina, dove inizia a prendere forma il progetto di riqualificazione dell'area. Gli edifici che saranno abbattuti sono 15, al termine del lavoro ne resteranno solo 3. È iniziata la demolizione nell'area dell'ex caserma Prandina, dove verrà realizzata una delle opere di rigenerazione urbana più importanti della città di Padova. Quello che per decenni è stato un luogo militare chiuso e abbandonato diventerà un parco aperto alla città. Conclusa la progettazione definitiva, il comune ha iniziato a liberare le aree degli edifici della caserma, così come previsto espressamente dalla Soprintendenza e dal Ministero dei Beni Culturali, che hanno indicato una soluzione progettuale che rispettasse l'origine del luogo anticamente adibito ad orti tra i monasteri benedettini e le mura del Cinquecento. Gli immobili di valore storico-architettonico saranno recuperati e trasformati in spazio servizio della comunità, ha spiegato il vice sindaco Andrea Michalizzi. Si tratta di 3 edifici vincolati che saranno destinati il primo a funzioni ricreative, il secondo la cosiddetta cavallerizza, spazio espositivo e museale, il terzo diventerà uno spazio pubblico di oltre 1000 metri quadrati. A breve inizieranno anche i lavori per la nuova pista ciclabile in via Orsini, poi toccherà ad APS che costruirà il parcheggio da circa 200 posti, un cantiere da oltre 14 milioni di euro che dovrebbe essere restituito alla città entro la fine del 2027.
E Belluno invece, cioè il futuro del quartiere di Baldenic, appeso ad un filo. Lì nell'area dell'ex Agip nascerà il supermercato della discordia. Per noi Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi con l'ex assessora e urbanista Irma Visalli. Nel pomeriggio alle 14:30 inizierà il Consiglio Comunale di Belluno che si annuncia particolarmente incandescente. Ve l'abbiamo raccontato nel telegiornale di ieri sera a proposito del progetto, della progettazione per l'area ex Agip nel quartiere di Baldenic. Tra gli interventi durante l'incontro pubblico di martedì sera al Don Bosco anche quello dell'architetto Irma Visalli, che è un volto noto a Belluno e non solo, in tutta la provincia. Sua, come dire, la mente, lo studio per il riconoscimento delle Dolomiti patrimonio dell'umanità. All'epoca era assessore, ricopriva il ruolo di assessore in provincia e quindi professionista, ma anche con una lunga esperienza amministrativa. Visalli, la situazione è particolarmente spinosa. I cittadini probabilmente martedì hanno capito tra le maglie anche delle normative che cosa di fatto è accaduto, e però questa delibera tra poche ore passerà in Consiglio Comunale, perché abbiamo saputo che la Lega ha sciolto praticamente ogni dubbio rispetto alla loro intenzione. Resterà il tempo delle osservazioni che varranno per quel che possono valere le osservazioni. Lei afferma manca una visione di città e questo ne è l'emblema. Sì, perché se non c'è una visione di città, diciamo propedeutica, è difficile anche manovrare gli strumenti urbanistici. Dico manovrare perché l'urbanistica, dico anche ahimè, è una legge molto, è una pratica, è una competenza molto complessa, perché le leggi si sono affastagliate come molti altri temi, perché ci sono infiniti cavilli, perché ci sono tante varianti. Guardate le varianti che sono state fatte dal piano regolatore in poi, tanto per dire che molti urbanisti come me continuano a fare dibattiti anche accademici nel chiedersi che senso ha oggi un piano, che senso ha oggi l'urbanistica, qual è il filo che dobbiamo riacchiappare per far sì che anche i cittadini riescano a muoversi in questo gomitolo e per non rimanere tramortiti dalla tecnica. Allora quello che io e altri abbiamo chiesto all'amministrazione è di tentare di tradurre per i cittadini le questioni urbanistiche, facendole capire, ma anche facendo capire, e questo c'è stato, credo, anche data conferma dai tecnici presenti, che l'urbanistica, se hai una visione a monte, se hai un obiettivo a monte, se hai una decisione che riguarda l'interesse pubblico, ma anche il rispetto, per carità, dei diritti privati, che devono comunque coincidere, ma soprattutto devono essere secondari rispetto all'interesse pubblico, se fai l'amministratore ovviamente. Allora in quel caso, se non hai una visione, è difficile in effetti orientarsi in un labirinto così. A me dispiace molto sentire che oggi si arriva a tenere in piedi quella delibera in Consiglio Comunale dopo il dibattito che c'è stato. Ecco perché l'abbiamo detto, ve l'abbiamo anche fatto sentire, i cittadini davvero non lo vogliono il supermercato in quell'area, che è un'area particolarmente congestionata in una zona di Belluno, in un quartiere di Belluno che paga lo scotto di un'urbanizzazione dissennata, ha ricordato l'ex sindaco, ex senatore Giovanni Crema, che dura oramai da 25 anni. Mettere l'ennesima attività, perché lo ricordiamo, quello sarà il 9° supermercato in uno spazio di poco meno di 2 chilometri. Mettere l'ennesimo supermercato in quella zona sicuramente sarà deleterio. Questo lo dicono i cittadini, questo lo dite anche voi? Ma certo, perché la questione è che nel momento, ahimè, dico, avrà avuto anche i suoi meriti la liberalizzazione commerciale. Una volta noi ci occupavamo anche di piani del commercio. Perché? Perché è chiaro che in una città
la devi avere la visione del commercio. Non puoi mettere un supermercato di fronte a un altro supermercato, non puoi mettere un supermercato dove ci sono ancora piccoli negozi che vanno salvati. Allora questa cosa è veramente un po' incredibile. Loro hanno ancora, ci mancano 2 ore, 3 ore, quello che manca, hanno ancora la possibilità, con tutti i contributi ricevuti, di fermarsi. Fermatevi e tentate di rimettere in fila le cose senza dire è colpa mia, è colpa tua, è colpa di quello che è venuto prima. Oggi lasciamo perdere le colpe, guardiamo all'interesse della città. Sul piede di guerra la funzione pubblica della CGIL che sta seguendo un'avvertenza per il riconoscimento di contributi allo Spisal. Alla luce degli ultimi infortuni mortali sul lavoro, uno a Tezze sul Brenta, uno a Cartigliano, si torna a parlare dell'importanza di rafforzare il gruppo dei tecnici dello Spisal, controllori dell'attuazione delle norme di sicurezza nei posti di lavoro e il riferimento per i corsi di sicurezza sul lavoro. Figure importanti in tutto quello che deve essere il quadro generale del mondo occupazionale per scongiurare morti bianche, morti inaccettabili. Proprio allo Spisal si sta dedicando la CGIL del Bassanese, perché non solo c'è una carenza importante di personale, ma stanno sorgendo problemi con chi dovrebbe gestire la quota regionale da destinare ai tecnici. Parliamo dell'azienda sanitaria ULSET Pedemontana, che secondo il sindacato starebbe ponendo paletti a chi si occupa del servizio di prevenzione del territorio. A differenza delle altre ULS del Veneto, la nostra ULS, l'ULSET Pedemontana, ha deciso di corrisponderla solo esclusivamente se i tecnici e tutto il personale Spisal aumenta le ore di straordinario della settimana. Quindi da oggi in poi loro devono lavorare almeno 4 ore alla settimana in più fino alla fine del 2026. Se non lo fanno, decidono di non farlo, questi soldi torneranno alla regione. Non sappiamo perché l'ULSET ha preso questa posizione, continuano a dirci che è una posizione regionale, cosa che non è vera, perché è l'ULS che decide che criteri utilizzare per il riconoscimento dell'obiettivo. Cosa chiedete proprio direttamente all'ULSET Pedemontana? Chiediamo di tornare al tavolo e di rimettere sul tavolo i criteri, come hanno fatto in altre ULS, di andare a riconoscere il loro lavoro rispetto al contributo che ha dato la Regione in tempi brevi, perché comunque ricordiamoci che entro il 31/12/2026 questi fondi devono essere diretti a progettualità che vanno a migliorare la prevenzione sul lavoro, i controlli e si spera anche qualche infortunio mortale in meno. Voltiamo pagina, giornata particolare per la comunità di Resana. Una coppia di ultranovantenni ha festeggiato i 70 anni di matrimonio, un record per il paese e per l'intera Marca trevigiana. Noi siamo andati ad incontrarli per capire qual è il segreto di una unione così duratura. Anna il primo, qual è il segreto della felicità per stare 70 anni assieme? Cominciamo con Anna. Avere un marito che sopporta tanto. Avere amore, come si dice, rispetto e volontà. Questa è la ricetta per condividere una vita, perché 70 anni è una vita e la loro è iniziata nel 1955 a Ginevra. Lei, Anna Negro, 19enne di Pero di Breda di Piave, arriva in Svizzera seguendo i fratelli. Lui, il primo, Boaron, 4 anni più vecchio, era partito da Resana per andare a servizio presso una famiglia benestante. 2 trevisani che mai si sarebbero incontrati se non fossero emigrati a catar fortuna. Galeotto fu un incontro organizzato proprio dalla sorella di Anna. Avevo la sua sorella che lavorava vicino a me e diceva: c'è una sorella che è a Roma ma vieni qui, te la rappresento. E era il mese di agosto, è venuta lì con questa biondina, magrolina, birichina e dopo un giorno ero dietro sul treno a venire a votare e l'ho vista alla stazione e dopo ci siamo trovati e il nostro primo abbraccio è stato la notte di Natale. 5 mesi per scambiarsi il primo bacio e altri 11 per dirsi sì davanti all'altare. Si aveva voglia di vivere assieme, si sentiva l'amore che io avevo un buon posto di lavoro, l'ho lasciato per sposarmi e vivere assieme. E da lì, ogni giorno, sempre insieme, anche al lavoro. Ho lavorato con una banca 4 anni
Abbiamo lavorato insieme, io facevo il trista, un po' di tutto. E dopo ho trovato un posto all'ambasciata inglese all'ONU e c'era il padrone che mi diceva: ma come fa Primo e Anna ad andare d'accordo così che non besticciano mai? È tutto il giorno insieme. Poi il ritorno oltre 40 anni fa nella Marca, in quella casa del Colmello di San Marco a Resana. E anche oggi, davanti a parenti e il sindaco, come ogni giorno, sempre le stesse attenzioni. Anche alla notte non si dorme, prima si dà un bacetto, si tiene la mano. Non si alla fa più... notte quando si sveglia delle volte io sento: guarda se sono coperta, l'inverno se non mi copre. È ancora innamorata sto qua? Sì, sì. E lei? Anch'io. E dall'alto di questo amore che dura da più di 70 anni, l'indicazione ai giovani che cercano questo sentimento. Prima cosa non sposarsi se non si vuol bene. Bisogna essere innamorati, se no non si sposa. E dopo naturalmente ci vuole tanta pazienza, bisogna fare sacrifici perché non è sempre facile, specie io che sono un po' nervosa. Lui è molto buono. Infine per Anna bastano solo 2 parole per riassumere 70 anni insieme. Rendersi cura uno dell'altro e aver molto rispetto uno dell'altro. Con questi preziosi consigli chiudiamo questa nostra edizione. Io ringrazio Tony Esposito e Alberto Pivetta in regia, vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alla sigla le previsioni del tempo, al documentario Borgo Italia e a seguire il film Totò, il monaco di Monza. Grazie a tutti e buon pomeriggio.